Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Vediamo oggi quali sono gli influssi di questa giornata, domenica 2 febbraio 2020, e cosa possiamo aspettarci dalle costellazioni oggi. Prima però vi invito come sempre ad iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano ed iscrivervi al canale YouTube qui che state appunto seguendo in questo momento. La giornata di oggi è costellata da una serie di caratteristiche favorevoli. Oggi è domenica e vige appunto l'influsso del Sole. Il Sole, che indirettamente porta i valori della costellazione Leone, parla di fuoco, e sempre di fuoco è la costellazione che apre il viaggio della Luna oggi, che è Sagittario. Dunque questo connubio Leone-Sagittario, Sole, Giove, porta sicuramente delle ottime possibilità in questa giornata, che sembra e si direbbe proprio molto favorevole per certe realizzazioni di natura personale. Oggi è possibile che potremmo avere qualche piccola rivincita, dunque stiamo a vedere cosa succederà. La costellazione però che segue subito dopo Sagittario è Vergine, dunque è possibile che in questa giornata possiamo avere qualche momento di incertezza e qualche momento di, come dire, affaticamento in più, oppure anche insicurezza dal punto di vista proprio emotivo. È possibile dunque che molte cose oggi verranno fatte e compiute per senso del dovere e per una volontà di aiutare il prossimo. Oggi la generosità in questo senso è molto importante, poiché tutte queste tre costellazioni che ho menzionato, dunque Leone, anche se in realtà la giornata è domenica e dunque più che altro parliamo dell'influsso del Sole, che però il Sole è sempre molto generoso nei confronti dei bisognosi. A questo si assomma la costellazione Sagittario, che è una tra le prime a correre in soccorso dei bisognosi, ma anche come sostegno morale. Ricordiamoci che Sagittario generalmente fa le persone dotte che amano gli studi, ma amano gli studi superiori, dunque tutto ciò che li rivolge verso l'alto, verso le questioni morali più elevate, e dunque non amano assolutamente vedere la gente soffrire. Molti di questi infatti tendono a interessarsi di politica con l'ideale appunto di cambiare le cose e di aiutare l'umanità. Dunque abbiamo appunto questi significati, a cui si aggiunge la costellazione Vergine, che è bravissima a sacrificarsi per soccorrere gli altri. Dunque abbiamo sicuramente a che fare con una giornata molto rivolta verso l'altro e verso anche la cura dell'altro, oltre che la cura del sé. Dunque, giornata di collaborazioni è piuttosto piacevole questa. C'è soltanto una cosa da tenere in considerazione e da non sottovalutare, e vale a dire la doppia presenza, dunque il doppio fluido di Scorpione. Questo rende alcuni più nervosi del solito oppure più litigiosi. Facciamo attenzione appunto intanto a controllare anche noi le nostre pulsioni e in particolar modo facciamo attenzione appunto anche alle reazioni che possono avere gli altri oggi. Non sempre sono adeguate alla situazione, perché comunque questa presenza molto accesa del fuoco che abbiamo visto fino a poco fa tende ad amplificare un pochino e a tendere all'esagerazione. Dunque questo è l'unico aspetto, diciamo così, da tenere sott'occhio, e inoltre anche una cautela in più al volante. Ok, dobbiamo guardare appunto se nella giornata odierna decideremo di spostarci, dovremo fare attenzione appunto
a queste cose, di essere un pochino più attenti. Cancro Scorpione, che sono due costellazioni che si susseguono esattamente in questo ordine, portano un po' di diciamo incertezza dal punto di vista anche relazionale. Dunque abbiamo una giornata che ci metterà alla prova per quanto riguarda la nostra autostima, la nostra fiducia, la nostra capacità di credere in noi stessi, ed è possibile che in questa giornata decideremo spontaneamente di sacrificarci per aiutare qualcuno, anche forse per rispondere a un bisogno di capire se chi ci sta intorno ci ritiene importante. Bene, detto questo, vi invito di nuovo, se ancora non l'avete fatto, a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, e se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione e vi auguro un'eccellente domenica. A presto con le previsioni per domani, lunedì 3 febbraio. Grazie.